Mercoledì 24 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Questa mattina ci occuperemo e parleremo ancora del gol per la solidarietà alle 10:30 al Massimino, la gara, la partita di beneficenza che si occuperà e è dedicata quest'anno non solo a sostenere i più fragili ma anche alla lotta ai femminicidi. Poi un libro per parlare dell'isola della nostra Sicilia come isola della salute, ci racconterà tutto il suo autore, e poi ancora parleremo del condono Salva Casa, il nuovo condono pensato dal ministro Salvini. Questo e altro nel nostro programma di oggi, ma intanto la cronaca. Cominciamo con i misteri di Via D'Amelio. Sul depistaggio gli avvocati dei figli di Paolo Borsellino parlano di sconcertante superficialità dei giudici di allora e torna l'ombra del questore La Barbera e dei suoi uomini, agenti di polizia che avrebbero costruito ad arte una falsa verità sulla strage. Paolo Borsellino è morto per servire lo Stato. I suoi 3 figli sono cresciuti con il concetto di senso assoluto del rispetto delle istituzioni, principi trasmessi dal padre. Il padre muore e chi sono quelli che negano loro la verità? Sono proprio i servitori dello Stato. Parole dure pronunciate dall'avvocato Vincenzo Greco, legale assieme a Fabio Trizzino, dei figli del giudice assassinato dalla mafia, durante la sua discussione al processo d'appello sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Nel processo ricorre ancora una volta il nome di Arnaldo La Barbera, che al tempo delle stragi era a capo di una task force che la procura di Caltanissetta indaga da tempo per depistaggio. Il procedimento per La Barbera si è estinto con la sua morte, ma sotto processo ci sono ancora i suoi uomini, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, tutti appartenenti alla Polizia di Stato e accusati di calunnia aggravata. Secondo la tesi dell'accusa avrebbero fatto studiare, imbeccandolo, il falso pentito Vincenzo Scarantino per costruire una falsa verità sulle stragi. Diverse persone furono accusate ingiustamente di aver preso parte alla strage, condannate per poi essere assolte durante il processo di revisione. Parole forti ha usato anche l'avvocato Trizzino, che ha puntato il dito contro i magistrati che indagarono, tacciati di sconcertante superficialità, e contro la procura guidata da Giovanni Tinebra. L'ombra di La Barbera compare anche per l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, assassinato nell'89 assieme alla moglie Ida Castelluccio, incinta di 2 mesi. Il padre Vincenzo Agostino per tutta la vita si è battuto per conoscere la verità sulla morte del figlio e ripeteva spesso: la verità è dentro lo Stato. Sicilia sempre più assetata, la siccità pesa sugli allevatori. Siamo andati in un'azienda del Siracusano dove la situazione è drammatica. Il titolare dice ai nostri microfoni: senza foraggio siamo costretti a mandare gli animali al macello. Sono non stanco, esterrefatto, sono demoralizzato, non ce la facciamo più e siamo in prossimità di mandare la maggior parte della madre al macello. Come Alessandro, anche altri allevatori stanno valutando l'ipotesi più estrema: mandare gli animali al macello. La situazione è drammatica. Ci sono diversi colleghi che chi ha venduto e chi ha mandato animali al macello, chi è riuscito a vendere è stato un po' più fortunato. Qui siamo in un'azienda del Siracusano a Melilli. Lui ha 150 bovini e farli mangiare diventa sempre più difficile. Questo è uno dei silos che doveva essere pieno di foraggio, invece, come vedete, è totalmente vuoto. Vista la siccità, dobbiamo iniziare a dare dell'alimentazione supplementare agli animali già dal mese di maggio, e quindi ci comporta un maggior gravio di spese, perché dovremo arrivare da qui a settembre, sperando che a settembre arrivino le prime piogge. Siamo ad aprile, ma i terreni sono asciutti come se fosse estate. La siccità sta facendo pagare il conto a tutti, anche agli allevatori. La cosa non è drammatica, noi siamo arrivati già al capolinea, perché chi ha degli animali da accudire, da farli mangiare, siamo già arrivati, perché non abbiamo più niente da dargli a mangiare. La richiesta è sempre la stessa, le parole non bastano, servono aiuti economici che dovrebbero cadere come la pioggia, che purtroppo qui non c'è. E a Messina fa discutere la posizione del sindaco di Taormina e leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, adesso contrario al ponte sullo Stretto.
Siamo per il corridoio Berlino-Palermo, che prevede l'alta velocità da Salerno fino a Villa San Giovanni, che prevede la sostituzione della monorotaia dei Borboni in Sicilia, che prevede il potenziamento del porto di Gioia Tauro e di Augusta e che prevede la realizzazione anche del ponte sullo Stretto di Messina. A questo scippo e al ponte degli affari diciamo no. Lo scippo a cui fa riferimento Cateno De Luca è quello di una parte del Fondo di Sviluppo e Coesione che spetterebbe alla Sicilia e che verrebbe dirottato sulla costruzione del ponte. 2 miliardi di euro, già al centro di polemiche da parte del presidente Schifani quando il Ministero aveva annunciato il contributo straordinario della Regione Sicilia. Ecco motivato il cambio di rotta del leader di Sud Chiama Nord, che si iscrive al fronte del no ponte richiamando le sue truppe, a cominciare dal sindaco di Messina Federico Basile alla stessa posizione e programmando una manifestazione per la serata del 25 aprile sotto il pilone di Torrefaro. Per la Lega è il vento elettorale, quello dell'Europea, ad aver fatto cambiare idea a De Luca, mentre il comitato Ponte Subito ha chiesto le dimissioni da sindaco sia di De Luca che di Basile per aver tradito gli elettori schierandosi contro il ponte sullo Stretto e rinnegando il programma elettorale con cui hanno vinto le elezioni. Bene, adesso invece andiamo a seguire la rassegna stampa con i quotidiani regionali, per questo c'è Emanuela Corsi. Partiamo da Repubblica Palermo, Angelo, e vediamo l'apertura di oggi. Repubblica torna spesso su questo tema, dopo le lauree facili c'è quello dei diplomi facili nelle scuole private. Il governo annuncia il giro di vite. Il ministro dell'istruzione Valditara è in campo sullo scandalo degli istituti paritari siciliani. Interveniamo con il DDL semplificazioni, accorpabili non più di 2 anni in uno e presidenti delle commissioni d'esame esterni. Questa è l'apertura, ma ci sono anche altre notizie. Intanto nel taglio centrale vediamo l'arcivescovo di Palermo in questo abbraccio con il nipote di Vincenzo Agostino per la scomparsa appunto dell'uomo, simbolo dell'antimafia, morto pochi giorni fa. Grazie Vincenzo, lotteremo noi per te. Palermo saluta il suo eroe normale, un uomo che per 35 anni ha chiesto giustizia, ha chiesto di fare luce sulla morte del figlio, un poliziotto assassinato dalla mafia assieme alla nuora che era incinta. Poi vediamo altre notizie. Intanto la ZES unica del Sud è una palude, leggiamo, perse 200 istanze di incentivi. E poi il caso della manager della Sinfonica di Palermo, c'è un'incompatibilità, Peria si è dimesso. Ancora un caso, suicidi e sanità negata in carcere e emergenza senza fine. E poi l'allarme siccità, acqua ai fiori solo di notte e niente auto, l'ordinanza appunto del comune di Palermo per limitare lo spreco di acqua in un momento in cui sappiamo bene che stiamo facendo i conti con la siccità, nonostante non siamo neanche entrati nel periodo estivo. Andiamo a vedere all'interno, quindi in primo piano la notizia dei diplomi facili nelle scuole private. Scende in campo il governo, Valditara con il DDL semplificazioni appunto promette di risolvere tutto. Le nuove norme prevedono non più di 2 anni appunto che verranno accorpati in uno e soprattutto la presenza di un presidente esterno nelle commissioni d'esame. All'ultima classe delle non statali iscritti 3.183 studenti in più rispetto alla quarta. Gli istituti cattolici dicono i soldi pubblici servono per aiutare i poveri. E poi questo dossier, fuga in extremis dalla bocciatura, così alcune paritarie fanno il pieno. Questo è un po' l'escamotage. Gli studenti a rischio di bocciatura poi diciamo finiscono in questi istituti paritari per poi ottenere il famoso pezzo di carta, e proprio su questo c'è un'intervista alla docente scrittrice Francesca Maccani che dice: la corsa al pezzo di carta non fa crescere i ragazzi. Vedo tanti genitori che eliminano gli ostacoli prima ancora che i figli li affrontino. Serve una scuola di qualità con prof reclutati. Meglio, queste appunto le sue parole. Andiamo a vedere l'altro tema di cui parliamo ormai da tempo, cioè l'emergenza siccità. Ecco,
quali sono i primi provvedimenti per fronteggiare questa crisi idrica. Intanto il divieto per le piante dalle 5 alle 23, quindi per innaffiare, e poi le altre limitazioni invece hanno validità in tutte le ore del giorno. Si muove il comune, appunto vediamo, acqua ai fiori solo di notte e niente lavaggio delle auto. E poi il vademecum, questo che ricorre spesso, cioè ricordarsi di adottare dei piccoli accorgimenti per evitare poi quello che è uno spreco enorme di acqua, dalla doccia alla lavastoviglie, come evitare appunto gli sprechi. Per esempio bisogna chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti o ci si insapona le mani, questo è uno. È consigliabile lavare piatti e posate riempiendo il lavello, avviare la lavastoviglie e la lavatrice soltanto se completamente cariche e utilizzare l'annaffiatoio per le piante. Chiaramente i rubinetti di molte città della Sicilia registrano già un calo di erogazione, 4 litri in meno. Invece se si lavano le verdure lasciandole in ammollo, anziché usare acqua corrente, anche questo potrebbe essere un buon metodo per lavare ma senza sprecare acqua. Quindi dovremmo un po' rivedere tutte le nostre abitudini sbagliate in questo senso. Parliamo anche di sport, perché a Palermo il lungomare di San Vito diventerà di San Vito Lo Capo, scusami, non siamo a Palermo, siamo nella Trapanese, la palestra a cielo aperto, aperto via a lungo weekend all'insegna dello sport. C'è questa manifestazione che si chiama A Tutto Sport, che si apre oggi e che è arrivata alla 6ª edizione. Tempo permettendo, chiaramente, perché purtroppo da un'estate in anticipo stiamo andando verso un inverno, insomma l'ultima coda dell'inverno. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia. Intanto il patto di stabilità, questo è un tema che vedremo meglio tra poco. L'Unione Europea va avanti senza l'Italia, che non vota, appunto, che vota contro il patto di stabilità. Maggioranza e PD si astengono. Gentiloni, Roma tra deficit e crescita. E poi la riforma dell'IRPEF, bonus tredicesime, il decreto slitta, cercansi coperture. Rischio parentopoli nei comuni, gli uffici dell'ARS bocciano la norma, incarichi ai parenti stretti degli amministratori, tra poco vedremo. E poi l'imbuto, un giallo che riguarda il ponte sullo Stretto, meglio tutta l'opera nel suo complesso, il giallo della competenza sul raccordo con le autostrade, galleria orfana, chi la farà? Perché a quanto pare nessuno rivendica questo intervento, cioè non si sa di chi sia la competenza nel progetto, né fondi né tempi. Incidenti a Torino, blitz al convegno governativo, scontri ancora tra agenti e studenti, e poi la strage Borsellino, depistaggio di Via Amelio, la famiglia, nessun perdono. Per quanto riguarda i lavori sull'autostrada Messina-Catania, riapre oggi il casello di Spisone, s'allenta quindi la pressione su Giardini, siamo nei pressi di Taormina. In vista appunto dell'estate dovrebbe questo rappresentare una valvola di sfogo, insomma, sì. una soluzione. Dopo mesi di passione per chi appunto viaggia sulle autostrade siciliane per via dei tantissimi cantieri, insomma quantomeno per l'estate si cerca di trovare delle soluzioni. Andiamo a vedere questo mistero della ponte, il mistero buffo dell'ultimo miglio, un imbuto nel raccordo con le autostrade. Ecco qui la Sicilia fa vedere esattamente qual è questo tratto dove appunto quei 960 metri di nessuno all'altezza della galleria Serrazzo, che finita in parte collegherà la tangenziale Giostra-Ganzirri con la A18 e la A20. L'assessore regionale alle infrastrutture Aricò dice: l'infrastruttura viaria non risulta essere di competenza dell'assessorato ai trasporti né del CAS. E invece Salvo Puccio, direttore generale del comune di Messina, dice: ci siamo occupati della prima canna, ma a Messina del raddoppio non c'è traccia in nessun atto di programmazione. Quindi resta appunto nel mistero questo progetto appunto del raddoppio della galleria Serrazzo, che è indicato come competenza di altro soggetto nel progetto, ma non si sa di chi.
Ma veniamo invece a dei misteri sicuramente più gravi. Ecco, dopo tanti anni ancora si cerca di fare luce su quella che è stata la strage di Via D'Amelio, tanti misteri appunto su Via D'Amelio, processo depistaggio, il legale della famiglia Borsellino si rivolge al banco degli imputati. Provo compassione per il momento attuale, ma non per il comportamento di allora. Andiamo a vedere anche la prima pagina della cronaca catanese, il rogo dell'ex ospedale Vittorio Emanuele in primo piano, le ipotesi sulle cause e i commenti dei residenti. Era inevitabile che accadesse. Indagini in corso per capire la matrice. Assessorato regionale e ANCE sono prudenti, aspettiamo di saperne di più. Tra l'altro nell'ex ospedale era stato inaugurato il cantiere per realizzare il museo regionale dell'Etna. Intanto si cerca di fare luce su questo caso. Intanto vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. Messina, aiuti, Tari in arrivo, quasi 10.000 le domande di famiglie in disagio economico. A giorni sarà pubblicata la graduatoria per le esenzioni e le riduzioni del 2023. E poi per quanto riguarda il ponte, lo stretto dopo le osservazioni di Basile, perché il problema dell'acqua riguarda anche la mancanza di acqua, anche la realizzazione del ponte, quindi cantieri e problema acqua, previsti dissalatori e navi cisterna per realizzare l'opera appunto in una regione dove l'acqua scarseggia. Vediamo l'ultima prima pagina, il Giornale di Sicilia. Ecco qui la siccità in primo piano, non si annaffia. A Palermo scatta l'ordinanza per limitare gli sprechi, vietato anche lavare le auto e riempire le piscine con acqua potabile, previste multe ma i controlli sono quasi impossibili. Dal provvedimento sono escluse le attività imprenditoriali, pure Caltanissetta, Erice e altri comuni isolani cercano di correre ai ripari. Sono due osservazioni, ma costa cara e metà si perde nella rete. Questo è, diciamo, un altro problema irrisolto. Ma ci fermiamo qui per le pagine regionali. Fra poco la rassegna stampa nazionale. Intanto per noi c'è una brevissima sosta. Ci ritroviamo a Buongiorno Sicilia fra poco. Bentornati a Buongiorno Sicilia, di nuovo in postazione rassegna stampa con Emanuela Corsi, stavolta le notizie nazionali e anche internazionali. Sì, partiamo dalla prima pagina della Stampa oggi e vediamo il titolo, l'apertura: no al patto dell'Unione Europea, Meloni da battaglia, nuove regole sulla stabilità, la Premier preoccupata per i conti, Giorgetti, io sfiduciato, magari è la risposta insomma a quella che è stata la presa di posizione da parte delle opposizioni che hanno chiesto appunto di sfiduciare Giorgetti. All'Europarlamento maggioranza e PD si astengono e Movimento 5 Stelle vota no, rinviata riforma fiscale e bonus tredicesime che erano state promesse dal governo. Altre notizie, vediamo per esempio per quanto riguarda i diritti, aborto, sì al decreto, associazioni pro vita dentro i consultori, via il fondo ospedali. Questa era una norma contenuta nel decreto PNRR che ha incassato appunto il sì, e quindi di conseguenza passa appunto questa norma che tra l'altro ha creato molte polemiche, ha un po' diviso soprattutto la politica ma anche il paese. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. L'Italia non vota il patto dell'Unione Europea, sì dell'Europarlamento alle regole sulla stabilità, astenuti maggioranza e PD. A favore solo 3 dei nostri deputati, contrari 5 Stelle, l'amarezza di Gentiloni. E poi dicevamo tredicesime, stop al bonus, slitta anche il decreto sul fisco. Restiamo in questo taglio, vediamo anche i piani per la sicurezza, palestinesi, brigata ebraica, il 25 aprile e l'allerta cortei. Proprio a proposito di allerta cortei, vediamo cosa è successo nelle ultime ore. Nel taglio centrale vediamo questa foto che insomma
rievoca magari un periodo prettamente invernale, invece è l'aprile, strano, l'inverno di fine aprile con i caloriferi accesi, vortice polare, in una settimana temperature scese addirittura di 25 gradi e lo vediamo appunto con gli spazzaneve in azione sulle strade provinciali dell'Appennino bolognese per liberare le carreggiate dopo l'abbondante nevicata. Il caso dell'istituto penitenziario Cesare Beccaria a Milano, noi terrorizzati dal pestaggio del vicino di Cella, parla un ex detenuto appunto per quanto riguarda questa inchiesta che ha visto alcuni uomini della polizia penitenziaria appunto essere accusati di violenza nei confronti dei detenuti. E poi aborto passa la norma per i pro-life e scontro le associazioni nei consultori. Dicevamo, questa norma è stata voluta da Fratelli d'Italia ed è stata approvata con il decreto sul PNRR. L'inverno di aprile, ecco qui. In una settimana le temperature sono scese di 25 gradi, i meteorologi, l'alterazione del vortice polare spinge l'aria gelida verso sud, da Torino a Firenze, ok alla riaccensione degli impianti di riscaldamento, perché di solito ad aprile è il momento in cui si spengono, ma la colonnina di mercurio è in via di risalita. Qui Angelo forse tu sei più preparato perché hai una passione. Allora, insomma. comunque le anomalie diciamo meteorologiche anche in questo video ci sono sempre state. È chiaro che abbiamo avuto, almeno dalle nostre parti, un inverno piuttosto mite, è un colpo di coda di generale inverno, così si chiama, e poi penso che nella seconda decade di maggio la situazione dovrebbe tornare verso la normalità. Quindi un falso allarme, diciamo. Un falso allarme. È chiaro che un po' di inverno ci deve essere, quindi quello che non c'è stato, anche se poco, lo dobbiamo anche accettare. Ebbene sì. Madre Natura in ogni caso sa quello che deve fare. Va bene, allora noi intanto parliamo di patto di stabilità, ecco, dove ci sono più certezze rispetto al clima, sì dell'Europarlamento, i deputati italiani astenuti o contrari, Fratelli d'Italia, punti critici voluti dai paesi frugali. Movimento 5 Stelle parla di ritorno all'austerity e poi vediamo l'ironia di Gentiloni sui partiti e il voto pensando a Roma, le divisioni nel PD, la Lega e il sì precedente del ministro Giorgetti. Ecco, quelli sono i punti del nuovo patto di stabilità. La riforma introduce nuovi margini di flessibilità, il tentativo è di associare al risanamento dei conti pubblici nuove riforme e nuovi investimenti. I governi dovranno presentare entro il 20 settembre un piano di riduzione del debito a medio termine della durata di 4 o 7 anni. La traiettoria sarà poi negoziata con Bruxelles, il parametro di riferimento sarà la spesa pubblica piuttosto che però il deficit. Un paio di prime pagine e poi dobbiamo chiudere perché abbiamo un collegamento che incombe. Va bene, allora andiamo direttamente a vedere La Verità, che mette in primo piano le norme, quelle che saranno anche il nuovo pacchetto di norme per quanto riguarda le case cosiddette green. Se la casa non è green, niente affitto. Come volevasi dimostrare, scrive La Verità, la stangata è dietro l'angolo. Tra i suggerimenti di Banca Italia all'esecutivo per costringere i proprietari ad adeguare le abitazioni, pure quella di subordinare la possibilità di locare solo al raggiungimento di standard energetici minimi. Il presidente di Confedilizia dice molto così chiaramente: siamo sconcertati. Vediamo La Nazione, l'Italia boccia il patto di stabilità, ancora Repubblica. Unione Europea, il patto tradito. L'Europarlamento approva a larga maggioranza le nuove regole di stabilità, ma i deputati italiani si astengono o votano no. Voltafaccia delle destre, nonostante il governo avesse approvato la riforma, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non l'hanno sostenuta. E poi si torna a parlare della censura allo scrittore Scurati. L'opposizione sfida Meloni, riferisca in aula sul caso che vede appunto come protagonista questo scrittore che doveva partecipare ad una trasmissione di Rai 3 con un monologo che è stato censurato appunto, e da lì tutta la polemica. Dimmi tu che tempi abbiamo, io vado avanti. Ci dobbiamo fermare. Allora,
Allora, vediamo solo l'ultima prima pagina, Libero, l'apertura è dedicata agli ultimi scontri a Torino, appunto degli studenti hanno manifestato a favore della Palestina, dopo Pisa e Roma, gli agenti aggrediti a Torino, l'ordine non reagire e prenderle, la polizia appunto presa a mazzate, scrive Libero, sprangatori democratici. Grazie Emanuela, adesso ci fermiamo. Facciamo adesso vediamo il meteo, vediamo che tempo fa e poi collegamento in esterna per un gol per la solidarietà, fra pochissimo. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di mercoledì quando una perturbazione interesserà tutto il centro-sud Italia e parte del nord-est con nuvole, piogge e temporali a più riprese. Meglio solo a nord-ovest dove tornerà il sole. Sulla Sicilia passaggio del minimo instabile con venti sostenuti di maestrale, mari quindi mossi o molto mossi, le precipitazioni che non mancheranno tra mattinata e pomeriggio e la neve sull'Etna fino verso i 1400 metri di quota. Temperature di fatti che saranno un po' sotto media dappertutto, freddo invernale di notte sulle aree interne lontane dal mare. Per quanto riguarda la giornata di giovedì ci sarà un miglioramento, nonostante ancora i venti un po' vivaci da ovest e nord-ovest, una giornata con maggiori spazi soleggiati, quindi una maggiore stabilità. Le temperature non subiranno grandi variazioni, un lieve aumento delle temperature massime, dove in alcune zone difatti torneremo a toccare i 20 gradi. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Bentornati a Buongiorno Sicilia, allora andiamo subito in esterna, andiamo dalla nostra Naomi Moschitta perché oggi al Massimino, fischio d'inizio alle 10:30, c'è un gol per la solidarietà, una edizione, la 16ª, dedicata non solo ai più fragili, a chi ha bisogno, ma anche alla lotta contro la violenza sulle donne. Naomi, a te la linea. Buongiorno allo studio, buongiorno agli amici e alle amiche a casa. Un gol per la solidarietà, 16ª edizione. I volti che sono alla mia destra in questo momento non necessitano di presentazioni. Sono innanzitutto in compagnia della colonna metaforica e fisica dell'evento, Luca Napoli, organizzatore con All Star Sicilia, e della meravigliosa madrina, il volto del giornalismo sportivo femminile in Italia. Intanto un saluto alla madrina, buongiorno. Buongiorno, è un piacere per me essere qui, ospite insomma di questa bellissima trasmissione, so molto seguita qui in Sicilia e soprattutto essere io la madrina di un gol per la solidarietà, grazie a Luca Napoli che mi ha voluta. Io sono veramente felice di partecipare a questa manifestazione, a questo evento, perché significa tanto e la finalità è veramente importante un po' per tutti. Tu hai più volte dimostrato la tua sensibilità a questi argomenti e il calcio che diffonde i valori positivi come quello appunto della lotta contro un tema importante. Il calcio io credo che sia un veicolo fondamentale anche per i bambini e so che oggi ci saranno tante scuole, tanti bambini presenti al Massimino. Tra l'altro Luca si è superato 20.000 presenze oggi allo stadio e credo che bisogna partire proprio dall'istruzione, dalle scuole, per far sì che la donna venga rispettata, che si possa sentire libera e che l'uomo non debba essere insomma proprietario di una donna e non debba sentirsi tale, e che quindi questi femminicidi che purtroppo sono all'ordine del giorno e lo sappiamo si riducano in maniera importante. Questo credo sia fondamentale. Noi abbiamo un compito molto, molto grande. Grazie Giorgia, hai detto bene. Luca forse nemmeno si aspettava il successo di quest'anno, lui da 16 anni porta avanti questa manifestazione e quest'anno credo si sia davvero superato. Parti dai bambini per impartire poi un insegnamento così bello e così importante.
Sì, buongiorno, anche perché quando parliamo di femminicidio l'unico strumento che abbiamo è la sensibilizzazione, quindi molte volte si parla di sensibilizzare per poter aiutare a diffondere messaggi importanti. Quale migliore occasione di una partita di calcio che è aggregante e quindi poter trasmettere e veicolare i valori importanti di questo tema che appunto è il femminicidio. Tra le celebrities dei vari mondi che si succederanno oggi durante questo rettangolare di calcio, facci qualche nome che magari lo portiamo pure alle nostre telecamere. No, qualche nome non te lo faccio perché tra poco te li faccio intervistare, quindi con Antenna Sicilia sapete che avete questa nostra accoglienza, avete le porte aperte con la nostra manifestazione e vi ringraziamo sempre. E tra poco li vedrete, comunque quest'anno un parterre davvero importante, 16 anni di manifestazione, sarebbero stati 20 se non ci fosse stata la parentesi del Covid e Facciamo 2 edizioni quest'anno allora, sei pronto per... Ne faremo 2 in 1, però davvero siamo contenti di poter esportare un'immagine bella della città di Catania e basta pensare alla presenza degli artisti che ci vengono qui a gratificare per dire che Catania è una città che va totalmente rispettata e ha un grandissimo cuore. Grazie Luca, allora noi liberiamo Giorgia che so che è in fase di preparativi, grazie mille. Preparativi e poi si parte, si inizia, non vedo l'ora. Aspettiamo, non vediamo l'ora di vederti nel campo del Massimino. Nel frattempo tra i nostri ospiti chi chiamiamo? Volete? Io inizierei dall'arbitro Angelo Bonfrisco che... È proprio lì, seduto nella hall dell'Hotel Nettuno, dove appunto fervono in questo momento i preparativi. Questo per dimostrare innanzitutto quanto l'evento sia serio, anche per quanto riguarda il rettangolare, cioè queste squadre che si succedono, ci sono giornalisti non professionisti, quindi a livello calcistico, però amministrati da una persona che ha esperienza anche in Serie A. Grazie, intanto buongiorno a tutti e complimenti per tutto quello che state facendo e devo ringraziare Luca per questo meraviglioso invito, quindi non potevo che non venire giù a Catania, oltretutto mancavo da tanto tempo perché ho arbitrato a Catania allo stadio, chiaramente parlo della squadra di calcio, per tanti anni fa e quindi è un bel revival, ma soprattutto il femminicidio credo che sia quel grande argomento dove non potevamo esimerci nel partecipare. Poi come hai detto tu la squadra e le partite hanno sempre un suo vissuto all'interno del terreno di gioco, per cui la figura dell'arbitro oggi servirà per accompagnare comunque questi grandi personaggi che giocano, ma soprattutto alla base di tutto ciò ci deve essere il divertimento e la partecipazione. Grazie Giuseppe Bonfrisco. Bene, io li vedo già pronti, Angelo Bonfrisco, perdonami, li vedo già pronti in questo momento, quindi li chiamo entrambi, 2 volti della televisione nazionale e in realtà uno è anche amico delle nostre telecamere Antenna Sicilia. Andrea Lo Cicero e Jimmy Ghione. Buongiorno a entrambi, noi li vedremo in campo oggi, siete pronti per... Vabbè, Jimmy, tu lotti per questi temi e non solo appunto solidali in generale attraverso il tuo lavoro da sempre, hai imperniato la tua carriera su questo e oggi scendi in campo per la lotta contro il femminicidio. Siamo qui perché ormai sono 16 anni e io sono qui dalla prima edizione, sto invecchiando con questa edizione, però ovviamente la causa è nobile, mi sono svegliato prestissimo proprio per essere qui con voi, oggi è una giornata per noi di festa, invece comunque siamo qui perché la causa appunto è nobile. Voglio ringraziare Luca Napoli che sono anni che si prodiga a portare dei messaggi importanti e quindi venite allo stadio, se siamo in diretta? Siamo in diretta in questo momento. Allo stadio, allora adesso guardate ancora un po' la televisione perché è giusto, così fate share, però poi venite allo stadio, è importantissimo e tra l'altro lo presento io sono un fan numero 1 di Andrea Lo Cicero, più grande rugbyista della storia italiana secondo me, di Catania, un campione, anche lui, perché noi ci conosciamo da anni e quando ci sono delle cause nobili noi ci presentiamo. Andrea, che presentazione sontuosa che ti ha fatto. Vabbè, ma intanto ci conosciamo da una vita, quindi anche con Luca, quindi alla fine se tu vuoi fare una buona solidarietà la devi fare con delle persone che realmente ci credono e quindi il messaggio lo prendono e cercano di portarlo avanti, non solo con questo evento ma anche con lo stile di vita, perché quello è fondamentale. Andrea, tu sei un volto noto delle nostre telecamere, dopo l'esperienza che ti ha visto protagonista all'Isola Torni, quindi all'interno del Massimino, quanto è emozionante per un catanese giocare in un campo che ha fatto la storia del nostro calcio e sta facendo la storia del nostro calcio? Hai detto bene, ha fatto la storia e sta facendo la storia, e essere emozionati è dir poco, poi da catanese stare nello stadio che rappresenta insomma questa città sicuramente sarà ancora più emozionante. Io mi auguro che sia il Catania ma la nostra città possa realmente fare bene.
tempi duri, vedremo, il tempo tra qualche giorno ci dirà. La speranza è l'ultimo a morire. Sempre, infatti, grazie Jimmy. Grazie, adesso ti dico una cosa io, perché qua a proposito di campioni, io c'ho un altro fratello che è venuto, adesso faccio io il tuo lavoro. Ma che sono venuto a fare stamattina? C'era Jimmy Ghione, perdonatemi. Esatto, però c'è un fratello che è venuto a trovarci, un uomo che ha incarnato Catania, la porta ancora nel cuore. Ladies and gentlemen, Dario Marcolin. Vieni Dario, perché a me piace presentarlo, perché dove c'è Marcolin c'è Ghione, dove c'è Ghione c'è Marcolin. Eccolo qua, vi lascio, ciao. Dario. Grazie. Un mito. A dopo. Grazie. Ciao. Dario, ti ha presentato Jimmy Ghione. La tua storia è fortemente legata a quella del calcio a Catania e oggi ritorni al Massimino. Beh, sempre una grande emozione, ringrazio Luca Napoli perché quando mi chiama per venire a fare questa partita io volo, io e Jimmy Ghione, perché ieri parlavamo con Luca, siamo quelli più storici, noi ancora... Più longevi. Sì, quelli che ci sono sempre state, solo un anno perché lavoravo, però poi è una grande emozione, Luca fa un grandissimo lavoro, anche di solidarietà, per cui insomma per noi è un piacere, un orgoglio essere qua e poi io vengo qua, trovo tutti i miei amici. Devo dire che io facevo parte delle scolaresche che qualche anno fa veniva a osservarvi in campo e mi ricordo di voi come volti sempre vicini alle cause che Naomi, Luca porta avanti. Ti chiedo scusa Naomi, Angelo. c'è Dario, ne approfitto, volevo salutarlo perché non lo vedo, ci siamo sentiti, diciamo. Sì, grazie, ciao Angelo, ciao, un piacere sempre. Ciao a Dario, devo dire tu sei un appassionato di questa città, hai vissuto il calcio, magari adesso Naomi ti racconta, ma come vedi questa fase finale della... Ecco, adesso lo stanno sistemando, c'è anche per lui. Ecco, adesso mi senti. Adesso mi senti. Dico, è un momento difficile per la città di Catania, rinata qualche anno fa, un anno e mezzo fa, grazie a Pelligra, adesso però sta lottando per restare tra i professionisti. È dura. Tu hai vissuto momenti certamente più belli, un'esaltazione, diciamo, in Serie A, quello è stato il momento, diciamo, top. Guarda, ti dico la verità, secondo me sono due gli spunti che il Catania può utilizzare in questo finale di campionato per salvare la stagione. Sicuramente il pubblico che gli dà una mano e questa può essere una cosa importante perché lo sappiamo benissimo che quando il Catania ha bisogno la gente si stringe con la squadra, quindi questo è già un punto a proprio favore. E poi l'orgoglio che tu quando giochi sei una città contro una squadra, perché comunque il senso di appartenenza i giocatori lo devono percepire, quello è un valore aggiunto, no? Io anche quando allenavo dicevo sempre che la testa è l'arma in più per fare la partita, la prestazione. Se tu alla testa aggiungi anche la gente che ti dà questa spinta, io credo che il Catania ce la possa fare, insomma. Grazie a Dario. Che dire, spero che abbiano preso carta e penna, quindi onore per la maglia e senso di appartenenza. Grazie Dario. E quando si parla di onore alla maglia e senso di appartenenza non possiamo adesso che dare spazio a un altro volto legato al calcio Catania che ha fatto la storia della nostra squadra. Buongiorno Baiocco. Buongiorno a te, grazie. Adesso indossi il ritorno così che Angelo, qualora volesse farti una domanda, è libero di farla. Perfetto. Torni al Massimino, anche tu legato a Luca, quasi in tutte le edizioni è stato praticamente presente. Intanto parliamo di Luca e di quello che fa per questo evento e per la solidarietà, che credo sia la cosa più importante, è il motivo per cui sono qua ogni anno. Pensavo che mancavo da Catania da troppo tempo e l'ultima volta che sono sceso è proprio per la partita del cuore l'anno scorso, quindi grande Luca, evento meraviglioso, sempre vicini a chi in questo momento deve essere attenzionato per la beneficenza, quindi un onore essere qui e naturalmente per me entrare dentro il Massimino è sempre una gioia immensa. Ieri sera ho fatto una piccola intervista per quanto riguarda un podcast, l'ho rivisto, ho visto il restyling del Massimino, ho respirato l'aria, l'erba del campo e sono emozioni indescrivibili perché ho condiviso con questa città, con questa piazza, esperienze e emozioni troppo forti. Allora non vediamo l'ora di vederti di nuovo in campo al Massimino, siamo certi del fatto che non ci deluderai. Luca, che dire, ti ho lasciato per ultimo perché abbiamo dato spazio ai tuoi ospiti, però in realtà i complimenti vanno fatti a te per questa bella manifestazione che dà lustro alla nostra città. Il Massimino quest'anno non è stata la roccaforte che abbiamo conosciuto a livello calcistico, però oggi lo è, oggi è roccaforte di valori. E da sempre lo è per noi, quindi per intanto noi io volevo inquadrarvi perché tutti sono con le sciarpe rose come avete visto, quindi vai lì.
abbiamo live appena atterrato con ancora lo suo zaino, l'occhiale, la sciarpa. Ci piace questa cosa e non possiamo privarvi di vieni così appena ancora il biglietto in mano. Buongiorno a Beppe Convertini, anche lui Un veterano della manifestazione. un altro veterano della manifestazione. Essere qui a Catania, che bello essere qui con Luca, che ogni volta si spende per chi ha più bisogno. In questo caso appunto bisogna davvero fare attenzione a noi uomini, dobbiamo essere meno violenti, dobbiamo essere amare molto di più le donne tutti i giorni, non solo l'8 marzo dove si festeggia le donne, ma ogni giorno bisogna avere rispetto delle donne, perché sono le nostre madri, le nostre sorelle, le nostre compagne di vita, le nostre figlie, e quindi questo messaggio importantissimo, stop al femminicidio, stop alla violenza sulle donne, credo che sia un messaggio bellissimo in questa giornata di festa che sarà, perché poi al Massimino sarà una giornata di festa, una giornata di sport, una giornata per stare tutti assieme e una giornata per stare nella terra più bella al mondo, che è la vostra splendida Sicilia. Io che giro in lungo e in largo con i miei programmi di territorio e soprattutto sui miei libri, Paesi miei e Paese Azzurro, che esce tra poco edito da Rai Libri, racconto proprio della vostra meravigliosa terra, splendida. Grazie Beppe, tu hai sempre dimostrato di essere un estimatore della nostra terra, l'abbiamo proprio rapito, vedi i professionisti che non si è fatto prendere dalla sprovvista appena atterrato. Grazie Beppe, non vediamo l'ora. Viva il calcio, viva Catania, viva la Sicilia, ma soprattutto viva Luca Napoli, che crea queste iniziative importantissime e porta allo stadio poi decine di migliaia di persone, quindi davvero tutti assieme allo stadio oggi per dire no al femminicidio. Non vediamo l'ora di vederti in campo, grazie Beppe. Io direi di concludere a questo punto questa carrellata di ospiti con un altro volto che non ha bisogno di presentazioni della rete nazionale, una donna, chiudiamo con una donna, mi piace questa cosa, lei è Chiara Squaglia. Eccomi, buongiorno. Buongiorno Chiara. Buongiorno a tutti, sono qua con un occhio ancora chiuso, mi hanno buttato giù dal letto, ma ce la posso fare. Allora, è la prima volta tu che vieni a Catania per manifestazioni? Per questo motivo sì, ci sono approdata solo in aereo, ma non ho mai visto la città, purtroppo, ma soprattutto oggi ci siamo per una causa ben più importante, perché come ho già sentito dire da taluni, l'unico modo di vincere questa partita, che non intendo quella calcistica ma quella contro la violenza sulle donne, è sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sin da quando sono adolescenti, e soprattutto è giocarla insieme, uomini e donne insieme, quindi anche per questo non solo i maschietti giocano, ma ci sono pure io. Grazie Chiara, una presenza che sicuramente è piacevole e addolcisce ancora di più questo evento. Ringrazio ancora Luca Napoli. Prima di tirare le somme aspettiamo la giornata di oggi, però possiamo dire che se riusciamo in tempo pure a farla intervenire abbiamo la Pantano, quindi... Ma come? Ma il tempo lo troviamo per essere Pantano? Quindi dovrebbe essere qui a momenti Io chiedo allo studio, quanto tempo abbiamo? Angelo, tu. Guarda, per Esther possiamo aspettare. Aspettiamo. Possiamo aspettare. Ovviamente. Sentite, vogliamo microfonare? Adesso sistemiamo l'auricolare, penso anche per Esther, così abbiamo la possibilità di accoglierla in quella che è certamente anche casa sua, perché il suo papà stamattina è con noi, quindi voglio dire ci sta supportando nella nostra trasmissione all'audio, perché ecco, adesso vediamo che abbiamo un altro ospite, sì. La novità di quest'anno è la quarta squadra. Quindi è una squadra totalmente gestita dal presidente Lars Galvagno, che farà da giocatore, allenatore e tutto in questa formazione. Abbiamo degli illustri ospiti che sono arrivati qui a Catania per questa manifestazione. Quindi scendiamo in campo con nomi di un certo tipo oggi. C'è un po' di ansia di incontrare Baiocco in campo. Scusate, il vicepresidente del Consiglio della Toscana. Sì, siamo arrivati da tutta Italia, perché tutti in Sicilia, per fare questa bellissima iniziativa a Catania, e dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dal Trentino, da tutte le regioni, per essere qua, per dare un messaggio importante, per condividere una battaglia giustissima. Ognuno di noi si farà parte di questa sfida. Poi la sfida più importante è quella che faremo fuori dal campo, insomma,
in campo poi ci proviamo, noi non regaleremo le partite, le giochiamo, ognuno di noi viene per vincere la partita, però la partita più importante è nel rispetto dei valori di ogni donna, e quindi noi siamo qua apposta per dare un segnale importante da ogni regione d'Italia, ed è una novità straordinaria, un'accoglienza straordinaria. Venire in Sicilia è stato veramente bello fare questa iniziativa. Dalla Toscana in Sicilia per un gol per la solidarietà. Nel frattempo Luca sta parlando con Ester, che quindi a questo punto credo sia proprio nei paraggi, forse sta prendendo giusto il caffè prima di venire con noi in collegamento. È con noi? È con noi. Arriva. La stiamo intercettando Ester Pantano. La siciliana catanese che si fa attendere. Ruolo in campo del vicepresidente. Ruolo in campo, è fondamentale questa. Niente, ero partito portiere, però siccome abbiamo visto una pretattica serale abbiamo deciso di spostarmi, penso, difensore centrale, perché abbiamo visto gli attaccanti delle altre squadre sono molto forti, quindi abbiamo fatto un adeguamento tattico in vista della partita, ecco, però non sveliamo altri aspetti. No, perché che poi le altre squadre ci stanno sentendo e reagiscono di conseguenza. Grazie mille, è arrivata, si è fatta attendere e quindi la accogliamo. No, non si è fatta attendere, anzi. Appena atterrata. Vi do una dritta, doveva direttamente arrivare allo stadio e invece si è fatta accompagnare qui per essere presente durante questa diretta televisiva. Quindi grazie Ester Pantano di essere intervenuta. Buongiorno Ester. Ciao. È davvero un piacere averti con noi, tra l'altro c'è tuo papà che in questo momento sta collaborando dall'altra parte delle telecamere perché fa parte della squadra di Telecolor. Il successo di questi ultimi mesi, adesso ritorni a Catania, ritorni con un bagaglio che è cresciuto notevolmente. Sempre più grande, sì, e sono felice di poter portare insomma qualche cosa che possa essere un contributo in una giornata così importante, e a prescindere appunto da quello che è la carriera, da quello che sta succedendo, ricordare che oggi è una giornata che celebra quello che dovrebbe essere un diritto di tutte le donne, quindi di avere una cura e un rispetto verso il nostro essere, ecco, che non dovrebbe mai mancare. Tu è la prima volta che entri al Massimino, proprio in campo, no? No, sono entrata quando ero più piccolina, però con voi la prima volta in questa occasione. Bene, allora non vediamo l'ora di vederti al Massimino, essere davvero un piacere immenso averti con noi. Possiamo chiudere, no? Cioè, sì, mi fa segno anche Luca perché dice abbiamo fretta, dobbiamo andare allo stadio. Chiudiamo con Ester, mi piace questa immagine, grazie e complimenti a Luca Napoli, non vediamo l'ora di poter tirare le somme di quello che sembra essere un successo preannunciato. Grazie a voi di tutto. Grazie a Naomi, grazie a Luca, grazie a Ester che saluta il papà, immagino che è con noi qui all'audio, e allora un abbraccio a tutti voi, vi vedremo e vi seguiremo in campo fra non molto, torniamo in studio perché ci dobbiamo fermare, facciamo una breve pausa, siamo un po' in ritardo, cercheremo di recuperare, fra pochissimo con Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, in studio c'è con noi il dottor Alberto Maringhini che è il direttore del reparto di medicina interna dell'ospedale civico di Palermo. Con lui, buongiorno intanto. Buongiorno. Con lui parleremo di medicina, ma non parleremo di quello che fa quotidianamente in corsia, di come si preoccupa dei suoi pazienti, ma facciamo, visto che lei è anche uno scrittore e ha scritto questo libro che si intitola, vediamolo subito, Sicilia, isola della salute, eccolo qui, abbiamo anche, lo stiamo vedendo anche in primissimo piano, cerchiamo di capire come la nostra regione, che ahimè ancora soffre, dobbiamo dire, soffre attualmente di qualche carenza, diciamo così, nel settore sanitario. Tanti sono i siciliani, migliaia sono i siciliani costretti in alcune circostanze ad andare fuori dalla nostra terra per curarsi, ma come in realtà la Sicilia in passato, siamo un po' lontani negli anni, tra l'Ottocento e il Novecento, rappresentava un'isola felice da questo punto di vista. Lei ha scoperto tutto questo andando a spulciare in dei documenti 1985, lei si trovava in America se non sbaglio, no? Sì. Che cosa ha trovato in questa biblioteca? E allora, sapevo che c'erano degli articoli della rivista inglese The Lancet, che è una delle più importanti riviste di medicina del mondo, e lo era già allora, degli articoli dedicati alla Sicilia. Non sapevo bene né di cosa parlassero né perché furono pubblicati. E quindi, spulciando in questa importante biblioteca della Mayo Clinic, una struttura medica molto importante nel mondo, ho trovato i documenti originali
ed erano ben 6 articoli, tutti dedicati alla Sicilia come health resort, quindi un po' come albergo di salute. La premessa è che nell'Ottocento la tubercolosi era la malattia più importante. Il 25% dei morti erano legati alla tubercolosi e l'età media in quel periodo di contrazione della malattia era 25 anni, quindi colpiva i giovani. Esattamente, bravo, perfetto. Ecco, i dati epidemiologici siciliani documentavano una mortalità che era nettamente inferiore rispetto a quella del nord Europa, e Catania ancora meno di Palermo come mortalità, era intorno a 1/3 di quella che era quella di Copenaghen, Parigi, Stoccolma, ma anche Palermo era largamente più in basso rispetto a questo rating internazionale. E l'Lancet manda un commissario speciale in Sicilia per indagare se le condizioni climatiche e geografiche potevano spiegare per quale motivo questa mortalità era così bassa. E così era, perché in qualche modo leggo che anche illustri personaggi sono venuti a curarsi nella nostra terra, visto poi i benefici che c'erano. Anche l'acqua, che oggi manca, ahimè, per un problema di siccità, abbiamo difficoltà, diciamo che i nostri invasi sono a secco, però diciamo, la nostra terra offriva delle condizioni per curarsi migliori, climatiche, anche diciamo, ambientali. Sì, il commissario doveva indagare se gli inglesi potevano andare in sicurezza in Sicilia a passare l'inverno, perché l'inverno siciliano era il periodo in cui dovevano andare via dal freddo, dall'umidità e dall'inquinamento che i grandi centri inglesi e non solo inglesi. Sì, lei diceva giustamente personaggi illustri, già nel 1845 lo zar Nicola porta la zarina Alexandra, malata di tubercolosi, a passare l'inverno a Palermo, infatti. E sì, per poter essere sicuri che i malati inglesi potessero venire in sicurezza in Sicilia, esaminano vari aspetti, da quello sanitario, parlano in maniera egregia di alcune strutture sanitarie siciliane, ma hanno indagato pure l'acqua degli acquedotti, sia nelle sorgenti che nelle fontanelle, e i campioni vennero portati a Londra per maggiore sicurezza e superarono l'esame a pieni voti, perché le acque erano pure, non avevano contaminazioni batteriche né depositi di minerali che potessero danneggiare l'intestino degli inglesi. Quindi siamo nell'800, primi anni del Novecento, ma lei ha raccolto tutto questo in questo libro e fa un excursus, arriva fino al Covid. Sì, allora, intanto la tubercolosi, che prima era una piaga, adesso è diventata una malattia relativamente rara, ma la mortalità in Sicilia per tubercolosi è la metà di quella che c'è in Lombardia. Ma andando a esaminare i dati del Covid del 20 e 21 e soprattutto le prime 3 ondate, che sono state quelle senza vaccino, per cui quelle che non sono state modificate dall'uomo in qualche modo. Bene, abbiamo esaminato la mortalità, non noi, ma l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute e l'Istat. E si è visto che la mortalità in Sicilia, da parte dei malati che hanno contratto il Covid, è meno della metà rispetto alla media nazionale e meno di 1/3 della mortalità che c'è nella regione Lombardia. Per cui anche il Covid ha un andamento meno aggressivo nei confronti dei malati rispetto a quello che c'è nel nord Italia. Tutto questo possiamo spiegarlo scientificamente? È soltanto una questione ambientale, cioè il virus da noi ha un'evoluzione diversa? E allora noi possiamo fare speculazioni, perché scientificamente dimostrare il motivo è un po' complesso e in qualche modo non è il mio ruolo. Però dal punto di vista in qualche modo speculativo noi possiamo immaginare che delle condizioni climatiche favorevoli in Sicilia, che negli articoli viene paragonato ai centri termali del Cairo, delle Canarie, della Costa Azzurra, vediamo che le caratteristiche fondamentali sono quelle: temperature non troppo alte e non troppo basse, un'escursione termica bassa, quindi temperature tra giorno e notte abbastanza vicine, non venti gelidi, non si arriva quasi mai a zero in nessuna delle città grandi della Sicilia, e contestualmente in qualche modo la mancanza anche di inquinamento, che immaginiamo nella pianura padana e in Lombardia possono peggiorare delle condizioni climatiche sfavorevoli. Professore, prima di salutarci io le devo chiedere
Che cosa è cambiato da un punto di vista sanitario? No? Quindi lei nel suo libro racconta una Sicilia che è meta certamente ambita per curarsi. Oggi probabilmente non lo è, ma non lo è perché mancano le strutture, non certamente le professionalità. E allora sicuramente in Sicilia mancano la gestione delle eccellenze, per cui i siciliani vanno fuori a curarsi quando hanno delle patologie particolarmente complesse. Qualcuno va via semplicemente per motivi emozionali, è convinto che in Alta Italia è meglio e quindi va via anche per patologie banali che possono essere curate in maniera egregia in Sicilia. Però i numeri sono veramente impressionanti, parliamo di 240 milioni spesi dalla regione Sicilia alle altre regioni italiane del nord per pagare i ricoveri dei siciliani. La logica del libro è quella di incoraggiare un turismo invernale per poter in qualche modo accogliere i fragili, gli anziani nel periodo invernali e quindi destagionalizzare il nostro turismo e quindi rilanciare economicamente una terra che è veramente povera, così come lo era alla fine dell'Ottocento. Grazie al dottor Alberto Maringhini, che è il direttore, lo ricordiamo, del reparto di medicina interna dell'ospedale civico di Palermo, ma che stamattina qui è stato in veste di scrittore, ci ha raccontato uno spaccato della Sicilia sanitaria, no? A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, per arrivare sino al Covid, di cui abbiamo appena finito di parlare. Grazie, abbiamo rivisto la copertina del libro, buon lavoro e una buona giornata a lei, professore. Ci fermiamo, c'è ancora un'altra breve sosta e poi parleremo di condono edilizio, lo faremo chiaramente con un esperto, con un tecnico. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Rieccoci in studio, Buongiorno Sicilia, con noi c'è l'ingegnere Mauro Scaccianoce, che è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania. Parliamo di piano salva casa, questo condono che in qualche modo il ministro Salvini ha pensato. La prima osservazione che viene da fare è un vero condono? Si tratta di un condono vero e proprio? E questa è la domanda delle domande. Intanto devo dire che parliamo senza avere un testo, quindi è necessario prima di avere un testo di legge chiaro per poi fare gli approfondimenti, ma diciamo rispetto alle cose che abbiamo letto e che sappiamo non si tratta ovviamente di un vero condono, perché a differenza fra un condono e questa attuale norma che sostanzialmente dovrebbe regolarizzare delle piccole difformità, sta nel fatto che in passato vi sono state delle sanatorie e in quel caso sanavano degli edifici che non avevano un titolo abilitativo, quindi non vi era un tecnico che si era assunto la responsabilità di un progetto e della direzione lavori e conseguentemente era stato legittimato da un titolo. Parliamo di edifici che hanno un titolo abilitativo e che nel tempo o che al momento della realizzazione hanno subito delle piccole difformità rispetto al progetto originale. Quindi noi ingegneri siamo assolutamente contrari ad ogni sanatoria edilizia, quindi ogni sanatoria che appunto sani situazioni dove non vi è una legittimazione edilizia. Però iniziale. queste diciamo, difformità, per quello che sono i numeri, è diciamo, impressionante, molto enorme. È l'80% di quello che è il patrimonio immobiliare italiano, quindi significa che quasi tutte le abitazioni hanno delle difformità, quindi andrebbero sanate tutte le abitazioni. Bisogna capire intanto cosa si intende per difformità, cioè la veranda, la paretina magari abbattuta. Allora, intanto questo è un dato che il ministro Salvini ha preso da un nostro studio, dal centro studi del Consiglio nazionale, che ovviamente è stato interpretato diciamo, rispetto a un interesse che aveva il ministro Salvini, perché dire che l'80% sono delle difformità è un dato che non vuol dire niente, perché vi sono piccole difformità come ad esempio un tramezzo che non è stato realizzato così dove doveva essere, oppure una bucatura su un edificio in muratura che ovviamente invece ha un peso totalmente diverso. Il tema fondamentale e principale è quello della cosiddetta doppia difformità. Oggi quindi è possibile sanare
anche oggi dei piccoli abusi, tant'è vero che esiste oggi la scienza sanatoria, quindi non è una novità legislativa in Italia. La differenza sta nel fatto che oggi c'è la cosiddetta doppia conformità, cioè oggi si possono sanare piccole difformità che potevano essere realizzate al momento dell'esecuzione della difformità, ma che debbono avere una conformità anche ad oggi, sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista strutturale. Questa nuova normativa sembrerebbe che tolga la doppia conformità e dica sostanzialmente che io devo avere la conformità per sanarla solo al momento della realizzazione dell'opera. E questo fa la differenza ovviamente, e credo che abbia un senso, perché è pressoché impossibile in molti casi avere una doppia difformità, soprattutto dal punto di vista sismico, perché la legge è andata molto avanti, le norme sono andate molto avanti, quindi oggi sono molto più rigide le norme Quindi lei dice antisismiche. le norme sono superate per tante costruzioni che sono state fatte. Oggi dire che vi è una conformità strutturale rispetto alle norme attuali di un edificio costruito nel 1990 è pressoché impossibile, e quindi bloccava moltissime di queste conformità. Stamattina a San Giuseppe Jato è crollata una palazzina, era in fase di ristrutturazione. Fortunatamente non ci sono state, diciamo, conseguenze per le persone, i palazzi accanti, le abitazioni accanti sono state evacuate. Certo, però questo è un tema, quello del patrimonio immobiliare italiano, da verificare e da diciamo, consolidare in vista proprio anche di quello che è il piano europeo, cioè delle case anche green, no? Perché noi abbiamo un patrimonio immobiliare che per la maggior parte anche quello pubblico probabilmente andrebbe messo a norma da un punto di vista anche diciamo, antisismiche, quelle che sono le norme antisismiche. Questo secondo me è il tema dei temi e credo che invece piuttosto che questa norma delle piccole sanatorie, il tema che dovremmo affrontare per la nostra terra, per la nostra Sicilia, che come sappiamo è una terra molto fragile, è appunto la messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista sismico. Sappiamo un dato certo che ad esempio soltanto il 30% circa delle scuole sono antisismiche, quindi è un tema che va assolutamente trattato. Devo dire abbiamo avuto un'occasione che abbiamo sfruttato male, perché la norma è stata una norma che ha avuto troppe modifiche nel tempo e troppe lacune, pasticciate. Il super bonus abbiamo speso, come dice il governo, e poi c'è tutta una questione ancora da verificare bene, 150 miliardi, ma sono state spese soprattutto per efficientare gli edifici piuttosto che metterli in sicurezza. Noi abbiamo sempre detto che bisogna incentivare la messa in sicurezza degli edifici, ma partendo appunto dalla messa in sicurezza sismica e successivamente il tema dell'efficientamento energetico, che si lega all'obiettivo che ci ha posto la Comunità Europea, che è al 2050 consumo zero degli edifici. Questo è anche un tema che per l'Italia e per le regioni a sud dell'Europa io credo che sia un tema meno importante rispetto alle nazioni che sono al nord, perché oggi da noi è più importante appunto mettere in sicurezza piuttosto che efficientare gli edifici e poi avere le fondamenta di cartone. L'altro tema che per efficientare gli edifici al 2050 con consumo zero vuol dire avere risorse infinite, certamente il privato non può farlo se non vi è un incentivo dello Stato. Mi permetto di dire che oggi il ministro Musumeci, che ha una sensibilità molto spinta da questo argomento, ha aggiunto delle risorse per il terremoto di Santo Stefano, e questo va nella direzione che noi auspichiamo, ma certamente dobbiamo pensare prima alla prevenzione e poi alla ricostruzione. Ingegnere, io volevo fare anche una riflessione, perché i buoni propositi, il salvacasa, ma dobbiamo anche fare conti con quella che è la realtà, perché oggi magari portare avanti delle pratiche per piccole sanatorie ha diciamo, un'attesa, ci sono tempi di attesa. Immaginare che, se i numeri non saranno certo l'80%, ma i numeri, se tutti gli italiani dovessero mettersi in regola, gli uffici preposti andrebbero in grave, penso, sofferenza, perché
in ogni caso delle verifiche vanno fatte, no? E quindi se, non so quali sono i tempi, perché un piccolo abuso o comunque delle irregolarità o delle non conformità vengono sanate, però immaginiamo tutto questo volume di lavoro, come si possa, diciamo, portare avanti. Allora, il ministro Salvini infatti ha detto che è una norma che snellisce le procedure. Anche oggi abbiamo delle procedure più snelle, la SCIA, la CILA, quindi la segnalazione certificata e la comunicazione asseverata sono degli strumenti che non hanno necessità di una risposta, diciamo, Ma da nel parte caso specifico, se dell'amministrazione. c'è una difformità, un tecnico deve verificare che c'è una difformità. Assolutamente sì, quindi la responsabilità è del tecnico che si assume la responsabilità e si va sempre più in questa direzione, cioè che la nostra professione è sussidiaria rispetto che era un po' il principio all'amministrazione. anche del super bonus, perché è chiaro che sono poi scattati i controlli successivamente, però in una prima fase di asseverazione era poi il tecnico che doveva comunicare lo stato dell'arte poi anche dei... Però ci sono piani diversi, perché là c'erano dei lavori da eseguire, il tecnico poteva certificare, che ne so, il progetto, ma poi la realizzazione dei lavori non veniva fatta dal tecnico, veniva fatta dalle ditte specializzate, dalle ditte incaricate. Però sempre il tecnico doveva poi... Cioè, i tempi si sono dilatati, si sono allungati in maniera impressionante. Sì, ma infatti... Cioè, la paura è questa, la preoccupazione in qualche modo è anche questa, che poi ci andiamo a infilare in un imbuto che non ne esce più. Diciamo, secondo me la preoccupazione è perimetrare bene qual è la cornice della legge, perché diciamo, noi non vogliamo aprire appunto a un condono, ma vogliamo capire bene di cosa parliamo, quindi edifici che hanno la responsabilità e la legittimazione di un tecnico, piccoli abusi, il Ministro ha fatto l'esempio di soppalchi o di una finestra spostata di 20 cm, ovviamente sono degli annunci, noi vedremo con attenzione il testo, ma devo dire che noi siamo assolutamente contrari a un condono esteso, ma questo certamente non lo è. Ingegnere, grazie per essere stato stamattina con noi, abbiamo cercato di chiarire per quello che possiamo, non appena ci sarà la norma poi magari ne potremo approfondire di più. Grazie all'ingegnere Mauro Scaccianosi che è il presidente dell'Ordine Ingegneri di Catania. Noi adesso vediamo l'almanacco di oggi, le pillole dell'almanacco e poi torniamo per parlare di stelle con Marco Amato. La giornata mondiale contro la meningite è stata istituita per aumentare la consapevolezza su una malattia che può avere conseguenze devastanti. È un giorno per diffondere informazioni vitali sulla prevenzione, sui sintomi e sul trattamento della meningite, ricordando che la vaccinazione gioca un ruolo chiave nella lotta contro questa malattia. Mancano solo 10 giorni al ritorno del Giro d'Italia, una delle competizioni ciclistiche più impegnative al mondo. Osservando i ciclisti avrete notato l'incredibile quantità di snack che consumano durante la gara, barrette energetiche, gel, biscotti e altri integratori. Ma quante calorie bruciano questi campioni durante le tappe? Preparatevi a rimanere sorpresi, l'equivalente di 120 Big Mac menù. Sì, avete sentito proprio bene. Dovevo darmi al ciclismo, Adesso però ci diamo alle stelle con Marco Amato. Buongiorno Marco, e c'è una tazzina che riporta il simbolo della nostra Trinacria, se non sbaglio. Ebbene sì, un modo di dire buongiorno Sicilia come non mai. Buongiorno grazie. Manuela, buongiorno Angelo. Buongiorno. Stamattina Marco parliamo di Olimpiadi, ci prepariamo alle Olimpiadi, manca ancora un po' di tempo, 95 giorni per diciamo, l'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, però abbiamo già, quantomeno il CONI ha indicato quelli che sono i nostri due portabandiere, sono due simboli dello sport, Tamberi che ci ha regalato emozioni impressionanti, ma anche Arianna Enrico, brava nella scherma, una delle nostre campionesse. Che ci dici di questi due personaggi?
Allora, belli, giovani e forti, che segno possono essere così atletici e dinamici? Vi ricordate nella mitologia che c'erano una coppia di gemelli che erano assolutamente cari agli dei proprio per la loro prestanza e per la loro efficienza anche atletica? Ebbene, erano Castore e Polluce, che incarnano il mito zodiacale dei gemelli. Uno dei due a un certo punto muore e l'altro chiede proprio un favore agli dei. Questo è l'unico caso nella mitopoiesi greca in cui la morte non viene superata, perché nel mondo greco nulla può tornare indietro dalla morte, ma viene elusa. Come? Il furbo Castore chiede se Polluce, visto che erano uguali e nessuno se ne sarebbe mai accorto, un giorno lui poteva stare nell'Empireo e l'altro rimanere mondano. Il giorno dopo si sarebbero scambiati i posti, così che né l'uno sarebbe stato del tutto morto, né l'altro sarebbe stato del tutto vivo. Insomma, è un modo mitologico un po' potente e arzigolato per dire che dentro a un Gemelli ci sono sia Raffaella Carrà sia Proust. Ecco, vedete, è un modo carino per sfatare anche quel mito intorno ai gemelli che racconta che sono un po' doppi. Non sono doppi in senso schizofrenico o falsi, ma un gemelli sa essere tanto leggero quanto profondo e avere delle gradazioni di intelligenza e di te molto ampie che a volte potrebbero risultare contraddittorie in sé. I gemelli sono anche il simbolo dell'evergreen, dei sempre giovani, ed è assolutamente consono che questi due ragazzi italiani portano appunto questa forte testimonianza, questo tricolore da loro brandito come simbolo appunto dell'eterna salute in giovinezza e nel sacro fuoco dello sport. Allora, oggi è una giornata zodiacale un po' particolare perché la luna in Scorpione sta facendo degli ottimi aspetti con Saturno, quindi Cancro, Scorpione e Pesci, segni d'acqua, sono i super favoriti. Cosa succede invece agli altri segni zodiacali? Leone e Acquario oggi sono un po' stralunati, proprio perché il Leone avrà intorno delle persone un po' particolarmente instabili emotivamente. Ecco, oggi ha a che fare un po' con i pazzarellini il Leone, quindi si tenga forte, mentre l'Acquario deve imparare a essere un po' meno disponibile, proprio perché c'è un carico di aspettative nei suoi confronti un po' forte. Quindi cosa fanno i Fuoco? Ariete e Sagittario sono abbastanza dinamici oggi, hanno un bel po' di cose da fare a casa. Sagittario, gli Ariete invece in termini affettivi. Gemelli, Bilancia, Acquario, gli Aria hanno i gemelli appunto un momento di trionfo che ho dedicato appunto alla coppia di atleti. Bilancia deve rimandare i piani e ovviare a delle impasse del quotidiano. L'Acquario ne abbiamo già parlato. Cosa fanno i Terra? Oggi sono esenti da quelle piccole insicurezze, Capricorno e Vergine, che spesso incombono su di loro, soprattutto in ambito lavorativo, mentre invece il Toro, maggiormente in difficoltà con questa luna d'opposizione che li rende un po' insicuri e incerti. Benissimo, auguro a tutti allora una buona giornata e viva i segni d'acqua. Viva Grazie. la nostra Sicilia. Grazie, buona giornata a te. Ciao, Marco. A domani. Emanuela, torniamo ai quotidiani. Sì, qualche titolo veloce da Repubblica. Ecco la stretta del governo sull'intelligenza artificiale. Carcere per chi produce danni con l'intelligenza artificiale, stretta su fake e manipolazioni. Il governo vara le regole, appunto, 1 miliardo di fondi per le start-up, arrivano sgravi per il rientro dei cervelli. Poi, sempre da Repubblica, uscirà su Netflix il film dedicato a Gianna Nannini, Sei nell'anima, dalla pasticceria alla svolta rock, la prima vita di Gianna Nannini. Lei è la protagonista che la interpreta, Letizia Toni. E poi vediamo ancora, invece sul Corriere della Sera c'è una bella intervista a Paolo Bonolis. Parlai con Freddie Mercury, lui racconta questo aneddoto: ci provò con me, ero caruccio. La separazione da Sonia l'ho subita, non è stato facile. E ti do un'ultima notizia. Siamo sempre su Repubblica. L'emergenza del clima purtroppo ha effetti anche sul corallo rosso. Addio corallo rosso, il caldo degli oceani ha sbiancato i fondali. Questo è chiaramente un altro dei problemi del nostro mondo, del nostro ambiente.
Adesso per chiudere andiamo nel lontano 1184 a.C. durante la famigerata guerra di Troia. I greci, guidati dall'astuzia, vedete il cavallo di Troia, di Ulisse, riuscirono a conquistare la città usando un ingegnoso stratagemma, il cavallo di legno, offerto ai troiani in segno di pace, nascondeva al suo interno i guerrieri nemici pronti a colpire. Il 24 aprile del 1558 una giovanissima Maria Stuarda, appena sedicenne, salì al trono come regina di Scozia, sposando il 14enne Francesco II di Francia, al quale era stata promessa fin dall'età, pensa, di 5 anni. E poi il 24 aprile 1800 segna l'apertura della Library of Congress a Washington, la più grande biblioteca del mondo. Contiene infatti 128 milioni di documenti. E arriviamo al 24 aprile ma del 1844, il mondo in quel giorno ha assistito all'invio del primo messaggio attraverso il codice Morse, che diceva: cosa ha fatto Dio? Lo diciamo in italiano perché magari a casa non comprenderebbero il messaggio in inglese, ma lo diciamo in italiano, un messaggio che in poche parole aprì praticamente l'epoca delle comunicazioni a distanza. Da una forma di comunicazione all'altra, siamo arrivati al 1883, vide l'apertura del ponte di Brooklyn. Dopo 14 anni di costruzione, questo ponte collega fisicamente due parti di New York, l'isola di Manhattan al quartiere di Brooklyn. Nel 2004 il mondo salutò una grande innovatrice, parliamo di Estée Lauder, che morì a Manhattan all'età di 97 anni. Fondatrice di un impero cosmetico, trasformò il modo in cui i prodotti di bellezza venivano venduti. La sua filosofia: se credo in qualcosa, la vendo. Chiara, lineare. E concludiamo questo viaggio attraverso il tempo celebrando una delle più grandi artiste del XX secolo, la stiamo vedendo, nata il 24 aprile del 1942, Barbra Streisand. Ha incantato il mondo con la sua voce, con il suo talento. Per festeggiarla oggi ascolteremo, stiamo già ascoltando in sottofondo, Woman in Love dall'album Guilty 1980. Siamo andati indietro negli anni, un brano che ha segnato la storia della musica. È scritto, pensate, da Barry e Robin Gibb, due dei fratelli dei Bee Gees, insomma i fratelli Gibb. Woman in Love è diventata uno dei maggiori successi della Streisand, amata sia dal pubblico che dalla critica, e rimane, come detto, una delle canzoni più significative del suo repertorio. Ci salutiamo allora con Woman in Love. Buongiorno a te, Emanuela. A te, Angelo, a domani. A domani.